Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento. Oggi parleremo di piralide perché le alte temperature hanno accelerato anche lo sviluppo di questa importante avversità del mais e di molte altre culture. Stiamo monitorando lo sviluppo delle popolazioni in tutto il territorio veneto e utilizziamo per fare questo delle trappole con delle esche che catturano sia maschi che femmine, la trappola Varelle, le trappole luminose e le osservazioni delle piante. Selezioniamo un numero di piante con sintomi di danno da prima generazione di piralide e vediamo quale è lo stadio di sviluppo, cioè troviamo degli individui e vediamo se sono allo stadio di larva o se ci sono già delle crisalide e vediamo man mano la dinamica della popolazione per capire quando ci saranno le prime ovature e quindi le prime larve e quindi quando bisogna stare particolarmente attenti e valutare se è necessario intervenire. Quindi seguite bene i bollettini cultura erbacee www.venetoricoltura.org oppure richiedete di riceverlo via mail a bollettino.erbacee@venetoricoltura.org. Potrete vedere come il rischio di danno alla coltura del mais cambi apprezzabilmente a seconda della destinazione produttiva del mais stesso. Vedrete come queste osservazioni unite ai dati dei modelli previsionali, agli output dei modelli previsionali, consentono di prevedere con congruo anticipo, diversi giorni, il momento di andare a osservare le piante per capire il livello di popolazione e la necessità di interventi. Potrete capire come funziona la difesa integrata. Seguite quindi i bollettini e man mano sarete aggiornati. Alla prossima!